Sigla. Buongiorno o buonasera a tutti quanti, eccoci al nostro 10° video di questo percorso sull'innovazione per librai. Io sono Ilaria Milana, sono una libraia, sono una formatrice, anche un'imprenditrice, e con me c'è Giovanni De Carli. Io sono un Innovation Manager accreditato al MIMIT, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, e sono imprenditore nel settore digitale. Abbiamo percorso una lunga strada fatta di 9 video per esaminare tutti i blocchi del business model Canvas relativi alla proposta di valore e a tutto e a come realizzarla. È arrivato il momento di parlare anche di costi e di ricavi. Sì, questo è un punto un po' particolare, perché potrebbe essere anche noioso e un po' fastidioso rispetto a quello che abbiamo visto prima, dove c'era innovazione, creatività, cose da fare, cose da inventare, esplorazioni e anche abbastanza divertimento, perché insomma il business model Canvas lo può essere fatto insieme al proprio team, come anche in maniera quasi ludica, abbiamo detto, no? Tabelloni di carta, pennarelloni, post-it. No, in realtà deve essere fatto in gruppo, perché è un modo anche per allineare le visioni, raccogliere tutti i punti di vista. Diciamo che è più potente se fatto in gruppo. E alla fine però, siccome siamo imprese, non siamo no profit, siamo imprese profit, siccome i conti devono tornare. Assolutamente. E partiamo con far vedere un messaggio che io definisco un messaggio chiave. I numeri devono sempre essere sotto controllo. Alla fine arriviamo sempre lì. I numeri sono ciò che ci consente di misurare la realtà, di misurare quello che stiamo facendo, oppure di prevedere e poi di misurare. E su questo bisogna essere, perdonatemi, un pochino fanatici. Il libraio è spesso sognatore, è un personaggio mitico che viaggia tra le parole, le pagine dei libri, le immagini, le storie, i racconti, però alla fine, a fine mese, si tira sempre una riga e in qualche modo i numeri devono tornare. Dobbiamo sempre averli sotto controllo, essere un pochino fanatici su questo. Vediamo dove è posizionata quest'area del flusso dei ricavi e della struttura dei costi. Però, se mi consentite, vorrei rifare un rapidissimo recap di quello che abbiamo visto fino ad oggi, perché il flusso dei ricavi, la struttura dei costi sono alla base, un po' come fossero le fondamenta, no? La parte dove alla fine scende tutto ciò che viene creato ai piani superiori. E quindi noi ricordiamo che abbiamo iniziato questo percorso sul business model Canvas partendo dai segmenti di mercato, quindi dalla definizione dei target, dei nostri clienti target, dell'identikit dei nostri clienti target. A chi scegliamo di rivolgersi? Abbiamo detto possiamo rivolgersi a uno o più target. La cosa importante è che tutto ciò che poi noi andremo a mettere a punto, a costruire per i due target, se ne abbiamo definiti 3, i 3 target se ne abbiamo definiti 3, è importante che sia sostenuto da qualcosa che sta verso la sinistra, quindi nella parte dell'efficienza, che non sia duplicato o totalmente triplicato, però no, a quel punto andiamo a creare 2 o 3 librerie differenti. Siamo partiti quindi dai segmenti di mercato. Ecco, peraltro se noi andiamo a duplicare e triplicare tutto quello che c'è a sinistra, duplichiamo e triplichiamo anche i costi ragionevolmente di quello che poi è il nostro modello di business. Quindi siamo partiti dalla definizione dei segmenti di mercato e abbiamo poi definito la proposta di valore in riferimento a quei segmenti di mercato. Poi abbiamo fatto un'esplorazione su come questa proposta di valore viene veicolata sul mercato tramite i canali e le relazioni che noi andiamo a creare
accendere con i nostri clienti, con i potenziali clienti, viene poi anche mantenuta e mantenuta viva con la gestione delle relazioni. E questa, abbiamo detto, è la parte del valore, quindi la parte che genera il valore e genera quindi anche i ricavi. A sinistra abbiamo le attività chiave, le risorse chiave e i partner chiave che in qualche modo, direttamente o indirettamente, accendono dei costi e quindi devono rientrare nella struttura dei costi per generare quel valore che poi viene portato sul cliente. Ecco che abbiamo quindi ciò che genera il flusso dei ricavi da una parte e genera la struttura dei costi dall'altra parte. Diciamo che il flusso dei ricavi guida la crescita e guida anche in qualche modo l'innovazione, perché pensare a un modello diverso per generare ricavi, questo è innovazione. Diciamo che molte delle grandi innovazioni sono venute proprio a questo livello del modello di business. Pensiamo a Facebook o a Google. I ricavi vengono generati in un modo totalmente nuovo rispetto a come eravamo abituati a immaginarli, dalle visualizzazioni, da rapporti che avvengono tramite la pubblicità, eccetera, ma in modo nuovo rispetto a come eravamo stati abituati prima del loro avvento. E pensiamo anche a qualcosa che è abbastanza vicino al nostro mondo dei libri, il mondo della musica. No? Un tempo noi compravamo anche gli LP di vinile, stiamo parlando di Pleistocene probabilmente. Avevamo il giradischi, il 33 giri, il 45 giri, eravamo queste robe. Le musicassette. Avevamo anche le musicassette, è vero. Cioè noi compravamo degli oggetti e possedevamo questi oggetti che erano i contenitori della musica. Oggi c'è Spotify, per fare un esempio concreto, dove noi paghiamo un abbonamento mensile o addirittura in certi casi anche gratuito se accettiamo l'idea di ascoltare la pubblicità e possiamo ascoltare tutta la musica che vogliamo senza l'esigenza di dover pagare il contenitore. O meglio, il contenitore è virtualmente, diciamo, il nostro smartphone, dove c'è un'applicazione che va a pescare la musica che è disponibile e noi paghiamo, peraltro paghiamo tutti i mesi e alla fine, se facciamo un pochino di conto, a meno di qualche fanatico che era un grandissimo investitore in dischi, LP, poi CD e tutti gli altri formati che acquistavamo come contenitori della musica, spendiamo molto di più rispetto a prima. Però abbiamo anche molto in più. E interno a Spotify poi ci sono, oltre che gli album, i singoli pezzi, ci sono le playlist che possono essere realizzate direttamente a Spotify che da singole persone possono essere messe a disposizione. Cioè è cambiato totalmente il modello di business del mondo del mercato della musica ed è cambiato il modello di business dei singoli musicisti, dei singoli gruppi, oltre che dei produttori di musica e di chi vende poi la musica e porta la musica sul mercato. Attenzione, sta tornando paradossalmente, come si diceva, il vinile ed è parte di un nuovo modello di business, sì. C'è da dire appunto che rimanendo nel tuo esempio, appunto quello che prima portava in termini di flussi di ricavi ai musicisti la royalty sul singolo disco venduto, oggi gli arriva tramite la visualizzazione e tramite i concerti, per cui è cambiato completamente il modello di business dei musicisti e dei produttori di musica. E di conseguenza anche il modo di comportarsi. Però è cambiato totalmente il modello di business e devo dire che in tutto questo, se ci pensiamo bene, questo cambiamento è partito prima nel mondo dei libri rispetto che in altri mondi. In realtà non ha ancora rivoluzionato totalmente il mondo dei libri, perché veramente di dischi oggi se ne comprano pochissimi. La musica viene fruita attraverso i canali digitali, attraverso le applicazioni tipo Spotify o anche i video. Ma sta cambiando il modello di business anche di tanti altri mercati, anche il mercato dell'automobile sta cambiando. Si passa dal possesso all'uso,
quindi si comprano sempre meno automobili, o meglio, le persone acquistano sempre meno automobili e le aziende praticamente le automobili o i mezzi da lavoro non li comprano più, ma ne pagano l'uso. Quindi si è passati dal comprare e pagare un bene al utilizzare un bene pagandone l'uso in funzione o di quanto tempo lo si utilizza, quindi un canone mensile, per un numero minimo di anni o concordato di anni e per un numero di, stiamo parlando delle automobili, numero di chilometri. E non è più possesso, perché di fatto l'automobile, nel caso specifico, anche il mezzo da lavoro per l'impresa, non è più di proprietà della persona o dell'azienda, ma è di proprietà di chi eroga il servizio. Quindi si passa da un modello che prevede ti vendo un oggetto e quell'oggetto poi è tuo, a un modello in cui ti noleggio, ti affitto, ti metto a disposizione quell'oggetto e tu mi paghi un tanto al mese, a un nuovo modello ancora in cui io ti metto a disposizione un oggetto e tu me lo paghi in funzione di quanto lo usi, quindi quanti chilometri o quante attività fai con quell'oggetto che rimane comunque mio. E questo è un modello, abbiamo fatto riferimento delle automobili, ma funziona così anche per le case. Ovviamente l'affitto di un appartamento è qualcosa che esiste ormai da tempo immemorabile, però sta cambiando anche un pochino. Ci sono gli affitti brevi, ci sono gli affitti lunghi, che oggi gli affitti lunghi sono gli affitti di qualche mese anche, vengono considerati affitti lunghi. Quindi il modello sta veramente cambiando il modo in cui noi paghiamo ciò che utilizziamo. Dicevamo che il mercato dei libri forse è partito un po' prima. Beh, non so se è partito un pochino prima, però rispetto per esempio all'esempio degli affitti che facevi prima, e poiché nei modelli di business copiare è sempre una buona idea, cioè come dire, lasciarsi contaminare da quello che ci succede intorno ci aiuta anche a ragionare su possibili alternative e quindi innovazioni. Nel mondo degli affitti abbiamo visto una grande innovazione quando degli attori si sono lanciati sul mercato mettendo in connessione in modo nuovo domanda e offerta, quindi semplicemente come trader, adesso non faccio i nomi, ma insomma li conosciamo. Allora, riguardo ai libri, ne abbiamo già accennato anche nel video 8, l'idea del riutilizzo esiste da quando esiste l'idea del libro usato. Certo. L'idea dello sharing, come dicevi te, quindi dell'uso, del pagare l'uso, esiste da quando esistono le biblioteche aperte al pubblico. Questo ci può, come dire, dare lo spunto per ragionare in modo diverso rispetto al modello di business della nostra libreria. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di elementi di natura normativa, fiscale che vanno considerati, però non sarebbe nulla di nuovo e forse potrebbe rispondere positivamente a qualche sogno, bisogno o mal di pancia dei nostri clienti. Per esempio, una cosa che io so, perché lo sa qualsiasi libraio, è che in particolare i grandi lettori soffrono lo spazio che i tanti libri che acquistano gli occupano dentro casa, e quindi quello di poter così rivendere, trovare un modo di stoccare in libreria i loro libri potrebbe essere, se è profittevole, se si trova un modo di renderlo profittevole, un modo di dare un beneficio. Comunque, io andrei proprio sulle slide che ci raccontano la teoria, così ce la guardiamo un attimo. Abbiamo detto, quindi abbiamo i flussi dei ricavi che stanno sotto al target, diciamo la parte cliente, l'area del valore. E rispetto a questo blocco ci dobbiamo fare queste domande che vedete. Allora, per cosa pagano o pagherebbero o sono disponibili a pagare i nostri clienti rispetto alla proposta di valore che stiamo facendo? In quali modalità lo devono fare? Quanto devono pagare? E qui entriamo nel merito del prezzo. E come preferiscono pagare
cioè come gli è più comodo pagare, perché ovviamente noi stiamo generando valore e anche quindi individuare delle modalità funzionali ai loro bisogni è un elemento strategico fondamentale. Probabilmente quando abbiamo detto costi e ricavi qualcuno avrà pensato ecco adesso cominciamo a fare un po' di contabilità sull'innovazione. Nel business model Canvas non si fa contabilità, si lavora sulla logica dei ricavi e poi sulla logica dei costi, non perché la contabilità non sia fondamentale e a un certo punto bisognerà verificare che il progetto porti più ricavi che costi, ma non è questo il momento. Prima di arrivare ai conti ragioniamo sulle logiche, perché se no il rischio è di non fare di fare conti, ma non fare innovazione. Ecco, le logiche sono modi anche diversi e qua veramente, siccome coi numeri siamo abituati ad avere a che fare quando abbiamo delle righe, delle colonne, delle formule, quindi in modo abbastanza rigido, e lasciatemi dire, quando si parla di creatività pensando ai numeri si parla di finanza creativa, i furbetti del quartierino, queste cose qua, no, però bisogna trovare modi alternativi, modi innovativi, modi diversi per generare flussi dei ricavi che di fatto soddisfino esigenze e bisogni sia di chi sostiene dei costi, e quindi ha bisogno di un flusso dei ricavi, sia di chi compra, acquista e dà valore a ciò che compra e acquista, magari in maniera anche diversa, perché in altri ambiti inizia a essere abituato a comprare e pagare in maniera diversa. Assolutamente. Quindi, primo suggerimento, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è guardarsi intorno e lasciarsi, come dire, contaminare, trovare suggerimento in quello che fanno altre realtà, però considerando queste due direttrici. Da una parte, considerare che i pagamenti possono andare dal pagamento di un'unica soluzione, ti do il libro e tu mi paghi il corrispettivo, a un pagamento ricorrente, che con i libri non mi risulta ci sia, però per esempio Nespresso l'ha trovato il modo di far pagare ricorrentemente i propri clienti, perché ha smesso di vendere solo macchinette del caffè e ha cominciato a vendere soprattutto ricariche. La differenza qual è? Che in un caso tu fai una vendita e quella è e non è previsto appunto una vendita successiva. Immaginare invece del materiale di consumo che costringe, tra virgolette, il cliente a ritornare al negozio e fare altri acquisti può essere un elemento strategico. Allora, questo poi è il modello di business di chi ha, fino a quando adesso esistono molto meno, venduto le stampanti a getto d'inchiostro, dove la stampante costava pochissimo, poche decine di euro a un certo punto, ma le ricariche, quelle non compatibili, quelle originali, costavano tantissimo. Quindi i soldi venivano fatti sulle cartucce delle stampanti e non sulle stampanti. Senza contare per esempio le società telefoniche. All'inizio quando è uscita così il cellulare, acquistarne uno era molto costoso. A un certo punto le società telefoniche si sono resi conto che era conveniente abbassare quel muro, offrire il telefono a un costo più basso, una rateizzazione lunga, ma acquisire un cliente che mese dopo mese avrebbe consumato i propri, come si chiamano, i propri bit, insomma avrebbe pagato l'utilizzo della rete telefonica. Certo per i libri in particolare è un pochino complicato, però immaginiamo, forse noi siamo abituati a vendere un libro tutto intero, si potrebbe vendere a fascicoli, di mese in mese, allora su questo ancora non mi vengono esempi concretamente già realizzati. Ma allora, il problema dei libri, che forse è stato derivato anche in questo momento dal nuovo entrante Amazon, che ha introdotto alcune rigidità sugli sconti che prima probabilmente non c'erano, no, proprio quella a è una vantaggio. legge, Quella è una legge, quindi non si può. Ci sono certi vincoli su quanto far pagare
Però se uno crea un modello di business innovativo, probabilmente si dice che in Italia, insomma, fatta la legge si trova l'inganno, comunque con un po' di fantasia italica e creatività si riesce anche a trovare qualcosa. Però il concetto di fondo che secondo me sul quale dobbiamo riflettere è: noi abbiamo uno spazio, un luogo. Noi abbiamo un luogo che è spazio contenitore di altri oggetti che a loro volta sono contenuti di storie, sapere, narrazione, eccetera, eccetera. All'interno di questi spazi noi possiamo fare diverse cose, possiamo inventarci diversi servizi e farci pagare per quei servizi. E il libro può diventare, l'oggetto libro può diventare commodity che viene acquistata in funzione del fatto che esiste quello spazio, esistono dei servizi all'interno di quegli Sì, infatti spazi. adesso finirei di vedere questo slide, poi vedrei l'esempio sul nostro progetto ideale che ci siamo portati avanti dall'inizio. Un'altra direttrice è quella dei prezzi, che possono essere fissi o dinamici. Allora, è ovvio, il libro, abbiamo detto, ha una legge che regola il prezzo. Tra l'altro il prezzo è deciso dall'editore, gli sconti non sono consentiti se non in minima parte, però adesso abbiamo fatto fino al video scorso un esempio sull'erogazione di servizi. Allora in quel caso invece il prezzo è libero e si può considerare per esempio che il prezzo può essere fisso, cioè ogni laboratorio costa tot, oppure dinamico, se ne compri 10 il singolo laboratorio ti costa meno, e tra questi sono due esempi più classici. O può essere un abbonamento mensile, un abbonamento annuale. Guarda, se andiamo nella slide successiva, lo vediamo. Per esempio nel progetto di libreria esempio, dove c'erano tutta una serie di progetti per i genitori, il flusso dei ricavi può derivare dalla vendita del singolo servizio, o bene, il libro, il laboratorio, il pomeriggio in libreria dopo scuola o altro, oppure per esempio da un carnet di servizi, sì, un carnet di servizi dove uno acquista un tot di servizi e poi man mano nel corso dell'anno li utilizza, con il vantaggio che la libreria incassa prima e probabilmente anche il vantaggio del cliente che fa un unico pagamento all'inizio. Oppure si può inventare un buono regalo che può essere utilizzato sia sui servizi che sui libri. Per esempio, questi sono tutta una serie di esempi che vanno valutati. Oppure si può fare un abbonamento a uno o più servizi, anche qui si possono trovare il miglior trade-off tra semplicità e beneficio per il cliente, economicità e beneficio per il cliente. Oppure si può immaginare una sorta di abbonamento ad un club, una quota di iscrizione, all'interno delle quale poi magari si hanno dei benefici. Voglio dire, questo per semplificare l'idea che il flusso dei ricavi può essere composito e può essere ragionato e può avere diverse modalità. Ovviamente il flusso dei ricavi è solo una parte, c'è anche la struttura dei costi, perché tendenzialmente è coi ricavi che si va a sostenere poi i costi. Quindi nell'inventare nuovi modelli di business bisogna tenere presente anche che abbiamo una struttura dei costi, e adesso rapidamente la andiamo a scorrere, e di conseguenza abbiamo anche un impatto di tipo finanziario. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se attendere la struttura dei ricavi, il flusso dei ricavi copre la struttura dei costi, bisogna anche andare a vedere che nel corso del mese, dell'anno, quindi del periodo che si prende in considerazione, le uscite siano in qualche modo coperte dalle entrate. E questo è anche il motivo per cui da una parte abbiamo il flusso dei ricavi e dall'altra parte abbiamo la struttura dei costi, e questo equilibrio assicura la sostenibilità della nostra impresa. Realtà. Allora, anche in questo caso abbiamo due direttrici all'interno delle quali ci possiamo muovere per valutare la struttura dei costi del nostro progetto. Da una parte abbiamo costi fissi versus costi variabili. In una libreria classica i costi fissi sono l'affitto e il personale, e i costi variabili sono i libri, il materiale di consumo e tutto quello appunto che varia in funzione delle vendite.
Nel progetto anche dobbiamo verificare tra le attività, le risorse e i partner che abbiamo identificato quali costi vengono generati nel progetto, se sono costi fissi o se sono costi variabili. Su questo bisogna fare dei ragionamenti. L'altra direttrice sono le economie di scala e le economie di scopo, ovvero se vogliamo improntare la struttura dei costi soprattutto sul risparmio, questa è l'economia di scala, quindi attività che in qualche modo tendono a lavorare sulle economie per l'appunto, e magari quindi anche sul prezzo, stante che poi il libro non è rigido in questo senso, però su altri servizi si può ragionare anche in questo senso. E il suo opposto sono invece le economie di scopo, cioè scelte per le quali, in base alle quali viene valorizzato al massimo anche utilizzando materiali particolarmente pregiati, asset particolarmente pregiati, viene valorizzato al massimo quello che si propone. Il caso emblematico è Apple, per esempio, oppure le grandi marche di moda, dove il sistema dei costi è improntato soprattutto a rendere esclusivo il prodotto o comunque il beneficio. Direi che abbiamo fatto una carrellata abbastanza completa. Il, diciamo, messaggio che cogliamo in questo momento è: guardiamo il nostro business model canvas e in funzione di quello che c'è scritto nella parte del valore andiamo a comprendere come questo va a comporre il flusso dei ricavi, e identificando nel flusso dei ricavi qualche possibile innovazione andiamo a capire come questa innovazione nel flusso dei ricavi può avere un impatto sulla proposta di valore per il target che abbiamo identificato. Dall'altra parte, andando ad analizzare quella che era l'area, abbiamo definito, dell'efficienza, a sinistra, soprattutto attività chiave, risorse chiave e i costi accesi anche nell'ambito delle partnership chiave, la struttura dei costi, come può essere in qualche modo rivista, ottimizzata, innovata, andando a modificare eventualmente attività chiave, risorse chiave o la modalità di accesso e di fruizione delle attività chiave, delle risorse chiave, e anche magari l'esistenza di qualche nuova partnership chiave che ha un impatto positivo, possibilmente, sui costi. Allora, io direi a questo punto che diamo i compiti per casa. Diamo i compiti per casa? Eccoci qua. Allora, come al solito, si tratta di analizzare il business model canvas così come l'avete pensato e andarlo a rivedere, riformulare, integrare, correggere grazie agli spunti, agli stimoli che avete raccolto in questo video. Il video dura una mezz'oretta, quindi il mio suggerimento è: se qualcosa magari non vi è chiarissimo, rimettetevi davanti agli occhi il vostro business model canvas, magari andate a riprendere dei pezzi del video, riguardate la correlazione tra l'area dei flussi dei ricavi, della struttura dei costi e delle altre aree del business model canvas e cercate di creare il vostro modello di business, coerenza tra le varie aree e capire laddove si può introdurre innovazione. Prima di salutarvi, un'ultima cosa: normalmente il blocco dei costi è l'ultimo a farsi, proprio perché i costi derivano da tutto quello che è stato deciso fino a quel momento. Se il blocco dei costi in qualche modo però non è coerente con il flusso dei ricavi, allora lì bisogna cominciare a riprendere in mano il modello di business e fare dei ragionamenti sulle risorse o sulle scelte fatte sui prezzi. Siamo alla conclusione di questo 10° video, ci vediamo per l'11°, dove parleremo di come passare dall'idea all'azione. A presto. A presto.